Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati con l'informazione su friulitv.net. Andiamo ad aggiornare le notizie accadute quest'oggi. Purtroppo dobbiamo aprire con le due tragedie che hanno colpito il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. In particolare partiamo dal Friuli Venezia Giulia perché come sapete abbiamo già aggiornato e anche fatto un video servizio in merito alla valanga che ha colpito 3 escursionisti nel corso della mattinata. Purtroppo ci sono 2 vittime. Le vittime sono Federico De Luisa, 42 anni di Udine, e Carlo Picotti, 37 anni di Cividale, guida alpina. La valanga, staccatasi a quota 2300 metri, li ha portati a circa 600 metri più sotto rispetto al punto di distacco della stessa. L'equipe medica con il tecnico di elisoccorso è sbarcata in Overing e ha raggiunto il disseppellito del tutto. I travolti, non potendo far altro che constatare il decesso di entrambi. Le salme sono state recuperate dall'elicottero della Protezione Civile con a bordo i tecnici della stazione di Cave del Predi, le trasportate a valle. Sul posto anche la Guardia di Finanza. Il terzo sciatore è stato recuperato successivamente, quasi illeso, con una vericellata dall'elisoccorso regionale. È stato quest'ultimo, ricordiamo, ad allertare i soccorsi. Cambiamo argomento e andiamo ad aggiornare anche l'incidente stradale, purtroppo mortale, accaduto nel pomeriggio alle 13:30 lungo la A4, nei pressi del casello di Cessalto in direzione in direzione Trieste. La persona alla guida dell'auto deceduta è un 47enne di Mira che è rimasto incastrato all'interno del mezzo completamente distrutto. I vigili del fuoco hanno usato l'autogru per estrarre la vettura che era rimasta, come potete vedere anche dalla telefoto, schiacciata sotto il camion, quindi hanno liberato il conducente. A quel punto il personale medico del SUEM 118 ne ha dichiarato il decesso. L'autostrada è stata riaperta pochi minuti fa. E adesso cambiamo argomento, parliamo ancora di ristori per quanto riguarda la regione con le dichiarazioni dell'assessore Bini. Oggi è stata approvata la delibera di giunta relativa al quarto bando ristori, una delibera che mette a disposizione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia ulteriori 7 milioni di euro. Verranno coinvolte delle fattispecie finora escluse dai precedenti 3 bandi e verranno comprese nei ristori le imprese presenti nel bando terzo e nel bando quarto nate dall'1/1/2020. Inoltre troveranno ristoro i liberi professionisti sempre individuati nei codici del terzo e del quarto bando, quindi un'ulteriore misura che porta a 70 milioni gli interventi messi in atto dalla Regione in questa fase emergenziale per le proprie imprese e per i propri imprenditori. E adesso andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia odierni, per dire che su un totale di 12.473 test sono state rilevate 392 positività, pari al 3,14%. In dettaglio 292 da 7.633 tamponi molecolari con una percentuale del 3,83 e 100 da 4.840 test rapidi, pari al 2,07%. I decessi sono 14, a cui se ne aggiungono 7 pregressi.
I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59, quelli nati in reparti a 416. I decessi complessivamente ammontano a 3.579, i totalmente guariti 84.298, i clinicamente guariti 4.985. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.410. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 102.747 persone. A questi fanno parte anche 1.138 da fuori regione. Non ci sono altre notizie da dare. Prossimo appuntamento intorno alle 23 con gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Chiaramente nel corso della serata vi terremo monitorati per quanto riguarda news e fatti di cronaca attraverso il nostro sito o le pagine social a noi collegate. Grazie ancora come sempre per la visione all'ascolto e buonasera a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.